E rientriamo in studio con un graditissimo ospite, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP. E allora, il servizio che abbiamo visto parla di uno straniero arrestato per droga a casarsi dalla delizia. Il ragazzino che inneggia all'ISIS, non più tardi del weekend scorso, in Friuli Venezia Giulia, minorenne, quindi una cosa che penso che sia il primo caso in Italia, mi corregga se sbaglio. Qual è la vostra posizione? Beh, la mia posizione personale o quella della Polizia di Stato, ma io direi che come appartenente alle forze dell'ordine, questa è una proposta, mi pare, che abbiamo sperimentato nel 2017, nasce, mi pare, questa proposta di legge e viene approvata nella rieducazione di quello che è il soggetto quando questo ha queste caratteristiche jihadiste, come abbiamo visto. Io ho due visioni. Una, posso dire, vabbè, laddove la polizia giudiziaria con le attuali norme non riesce ad espellere cittadini di questo genere, o in questo caso un ragazzo italiano, soprattutto minore, questa è l'importanza e dove voglio battermi, un minore che si avvicina a questa tipologia di religione, così per loro chiamata, questa è una cosa gravissima. Perché? Perché vede, ormai sta funzionando, e quindi per rispondere alla sua domanda, se noi non riusciamo con le nostre leggi, con le nostre norme a mandare via nessuno, in questo caso, ripeto, però un italiano, e non riusciamo a allontanare questi soggetti, allora ben venga anche questa possibilità di rieducare queste persone, laddove poi si riesca effettivamente a rieducarli. È ovvio che quello che io invece voglio dire e ribadisco e dico da tempo è che come vediamo queste persone dove vanno a trovare questi aiuti, queste nozioni? Lo vanno a trovare dal web. Ma, certo, però questo è quello che dice una persona normale, e io invece le dico, guardi, che 271 uffici che vengono chiusi in progetto, già decretati, saranno chiusi, uffici di polizia da questo governo, da questo dipartimento, e tra cui gran parte anche nel nostro Friuli Venezia Giulia, Udine e Pordenone verranno chiusi come uffici delle polizie delle telecomunicazioni, dove si svolgono oggi i reati più gravi in web, nei social, e quindi questo è l'assurdo, che invece di incrementare gli uomini, i mezzi, le tecnologie di dei colleghi che lavorano in questo settore, noi li chiudiamo. Cioè, allora siamo all'assurdo. Poi incontriamo questi ragazzi, colleghi della Digos di Trieste, un plauso a loro, ai colleghi della Polizia Postale di Trieste, qui va il mio plauso, ma non possiamo basarci ogni volta solo sulla alta professionalità dei colleghi. Il problema è che queste cose incrementano un'attività e un lavoro che deve essere ripagato, e come? Se non ci viene ripagato con soldi, ci deve essere ripagato anche con l'aiuto di incrementare, di aprire più uffici, non chiuderli, perché ormai abbiamo visto, io dicevo altre volte, le rapine poche ci sono, i furti forse li stiamo debellando, cioè ormai la gente, tra le altre cose, non va neanche più a denunciare il piccolo furto, ma voglio dire che i grossi furti e i grossi reati così diretti, personali, chiamiamoli, io cerco di parlare in maniera in cui chi è a casa, insomma, capisca, il furterello c'è, ormai è ovvio, però voglio dire, alcuni reati vengono debellati. E allora dove vanno adesso i malviventi? Nelle truffe online, truffe agli anziani, phishing di soldi nei propri conti correnti, quante email arrivano a casa sul proprio computer e ci siamo dimenticati di chiedere i dati, oppure il suo contratto è scaduto, oppure dobbiamo rinnovare il conto posta e c'è magari uno, il conto non ce l'ha neanche in posta, però chi ci casca poi finisce nella rete di questi malviventi. Allora quello che dico io è, invece di
incrementare, si chiude. È un po' un controsenso, capisce anche lei. E poi arriviamo a queste situazioni. Io dicevo l'altra volta, attenzione perché queste persone, al di là di questo ragazzino che sicuramente è così esaltato da questa condotta, ma attenzione perché le persone che potrebbero colpire anche le nostre città non sono persone che sono arrivate ieri e mercoledì poi fanno l'attentato. Ormai queste persone si sono radicalizzate, lo dice la parola, col tempo. Ed è questa l'attenzione che dobbiamo apportare, insomma, io credo, tutti i giorni. Purtroppo non dobbiamo creare l'allarmismo, dobbiamo vivere la nostra vita, perché loro vogliono questo, spaventarci, e allora però attenzione perché, ripeto, per loro basta fare un morto e il successo c'è, no? Lo vediamo, prendono un camion, vanno addosso alla folla, vanno addosso alle persone che sono sedute a un bar e hanno risolto il problema, per loro contenti e felici. Ringraziamo Raffaele Padrone, Grazie. vice segretario nazionale dell'UGL FSP, naturalmente il nostro ospite anche nelle prossime edizioni. Passiamo a un servizio, fanno fuori pista, pensate, a Sella Nevea e restano bloccati 7 persone tratte in salvo nella giornata di ieri.